Nel 2009 ci sono stati i campionati italiani di bocce e qui ho due dei campioni della terna che siamo con Giancarlo Farris e Roberto Moi. Allora, intanto abbiamo qui due età diverse. Tu sei 40 anni che giochi a bocce? Sì, anche di più. Anche da di più. ragazzino che ho iniziato a giocare a bocce e sono ancora qua. E sei ancora qua. Nel 2009 siete diventati campioni in terna. Era ora. Tu con Roberto e con... Aspettavo da tanto questo titolo e direi che abbiamo fatto il massimo. Vincere questo titolo italiano è storia, questo resta nella storia. È storia resta per il nella Circolo storia Bocciofilo di Cagliari che non aveva certo. ancora vinto il titolo italiano. Allora io voglio dire una cosa ai nostri telespettatori, perché tu 40 anni che giochi a bocce, tu un po' di meno perché sei molto più giovane. Diciamo una ventina. No, perché sai, si dice tanto, il gioco delle bocce, chi non lo conosce. Secondo me non è assolutamente vero. Ecco, però io non l'avevo ancora, però sapevi già dove volevo arrivare, Sì. perché come volevo dire era infatti, proprio... Diciamo che si parla sempre di questo sport esatto, come un sport gioco da dei vecchi, vecchi, invece non è così. Non è proprio così, secondo me non è proprio così, perché comunque sia uno sport che è aperto un po' a tutti, però forse i giovani certo. dovrebbero anche... Come? È uno sport giovane, per i giovani questo. Almeno... Ho visto molti iscritti anche tredicenni che iniziano a giocare. Certo. In continente ancora di più che ci sono questi giovani che... Allora perché c'è questa cosa del... Magari perché essendo un'isola siamo staccati, diciamo, come sport, lo viviamo in modo più chiuso, più ristretto. In continente comunque sia i giocatori, la maggior parte dei giocatori bravi, diciamo, come noi, la maggior parte sono giovani, quindi già questo... dimmi, vediamo un po'. A dimostrazione, sì. Quest'anno questo ragazzo qua, Riccardo, Ragazzino, è diventato campione italiano. Quel ragazzino che c'è di lì. Specialità individuale. Eccolo lì. Come si chiama quel ragazzino? Riccardino, appena campione italiano. Ah, Riccardo, sei campione italiano? Sì. Cioè 2 settimane fa. Sì. E quando ti ritrovi con dei vecchiacci come Giancarlo Farris, che pensi? Dico che spero di prendere da loro perché sono stati dei grandi campioni. E lo sono ancora, perché nel 2009. Però loro cosa ti insegnano? Cosa ti hanno insegnato? Stare in campo, proprio avere un comportamento in campo, giocare bene, sì, guardando. Qui abbiamo 3 generazioni diverse, perché tu sei anno 52 anno 26, no, 83. 83? 96. Del 96, qui abbiamo 3 generazioni, non so se avete capito. Intanto dobbiamo ricordare una cosa, siamo al Circolo Bocciofilo di Cagliari, quest'oggi si gioca il trofeo regionale. Sì, Mario Cipriano, trofeo regionale, sì. Nuoro, tutte le province. Tutte le province riunite in occasione di questa grande giornata. In finale abbiamo delle società Settimo, Sesto, Cagliari, Oristano, comunque un po' da tutte le parti. Allora, ritorniamo a parlare del ragazzino. Prima cosa, parlare... Merita, vero? Sì, è bravo. Allora, lui adesso è già un campione. È già un campione. Campione italiano ragazzi, giusto? Sì, campione italiano ragazzi. Ma Cagliari sta dando da fare. Diciamo che da un paio d'anni a questa parte ci siamo affacciati bene anche nel panorama nazionale. Nel panorama nazionale. Speriamo di continuare così, visto che 2 di noi sono ancora giovani per poter aspirare a qualcos'altro. Quindi speriamo bene che continui così. Allora guarda, mi faccio spiegare da lui come funziona questo sport. Allora raccontiamolo, devi parlare con loro, con i telespettatori e raccontare perché ti piace questo sport e come funziona. Ho iniziato guardando, ma ho capito che era un bello sport e poi ho capito che questo sport insegna, è soprattutto basato sulla concentrazione e sull'intelligenza tattica. Spiegali un po' Spieghiamo come funziona proprio. Come inizia il gioco, come funziona il gioco delle bocce. Si va quello dell'accosta pallino, si va a punto, poi si fa la bocciata alla boccia, si tira al volo, a raffa, ci saranno delle regole.
Questa è la spiegazione del gioco. Non è l'ha un po' sintetizzato. Molto sintetizzato, Però perché lui lo conosce. Invece raccontiamolo come funziona. Diciamo che si inizia con l'andare appunto vicino al pallino. L'avversario deve cercare di andare più vicino al pallino possibile. Quando non è possibile andare ancora più vicino, cioè a una distanza minima, si chiama la raffa. Pratica un tiro di precisione per spostarla davanti al pallino. Lui ha nominato il volo invece è sempre un tiro di raffa, però va a colpire direttamente, senza che lo faccia battere in terra, la boccia dichiarata, la boccia del punto si chiama. Non è tanto semplice da fare. No, non è tanto semplice, tant'è vero che per me, io dico, non è semplice, perché comunque sia, infatti, magari con una ripresa si vede meglio. Ma infatti mentre stiamo parlando ci sono proprio le immagini che scorrono, raccontiamo proprio in tempo reale ciò che sta succedendo. Per quello che io dico anche, non è proprio uno sport da vecchi, perché per farlo a un certo livello chiaramente hai bisogno di forze, di concentrazione maggiori, che magari una persona più grande, chiamiamola così, non ha. Forza fisica, eccetera, eccetera. Bene, allora, adesso noi andremo con altri ospiti ancora a parlare ancora di questo torneo, di questo trofeo, e a parlare di bocce. Una cosa importante che dobbiamo dirla, tu che sei tanti anni, che ormai sei un veterano, direi, di questo sport, qui al Bocciofilo di Cagliari ci sono 180 iscritti, non credo che siano pochi. Ci sono più di 100 iscritti qua. Mi hanno detto 180. Sì, io dico più di 100 perché il ciclo locale è stata sempre, diciamo, una tradizione di giocatori di bocce, è stata sempre la società più forte della Sardegna. È per questo che anche io sono di Sesto e sono venuto qua a Cagliari a giocare, perché qua fanno il campionato di alto livello anche, capito? Che tra cui iniziamo il 16 di ottobre il campionato, che ci confrontiamo con delle squadre del continente. E dura fino ad aprile questo campionato qua. E cerchiamo di vincere anche il campionato per salire ancora di categoria. Senza te non si può, tutto pensavo tranne che. Vorrei fare un invito ai giovani, perché comunque sia lo sport delle bocce è bello. È uno sport che comprende tante specialità e non c'è solo la raffa, di conseguenza venite a giocare perché è bello, è veramente uno sport bello. Come mai hai smesso di giocare a bocce? Perché non mi reggono più le gambe. Quindi insomma il fatto fisico è importantissimo, sì. È un fatto, bisogna stare molto sotto allenamento, perché per tenere un certo livello è necessario raggiungere, stare sempre atleticamente preparati. Invece a te ti piace lo spaghetto. Esatto. Dopo, quando si raggiunge un certo peso, diventa molto difficile giocare a bocce, anche per questione di età e così via. Io di te. Ragazzi, se volete seguire questo sport dovete venire a giocare, è bello.